Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Era gremita la Sala delle Colonne del Museo Testino di Este, dove il 28 ottobre è stata inaugurata la quarta edizione della Triennale della Ceramica Contemporanea. Una veste ceramica è il titolo dell'ambizioso progetto che si propone di realizzare un percorso urbano d'arte pubblica per decorare la città con nuove opere d'arte realizzate da 10 artisti di fama internazionale. Abbiamo voluto che ci fosse una produzione di opere d'arte che potessero essere collocate all'interno dei luoghi di vita della nostra città di Este, per creare anche la visione di una città che è forte delle proprie tradizioni ma che guarda con grande fiducia al proprio futuro. Creiamo qualcosa che attiri l'attenzione, ma soprattutto che cambi l'immagine statica della vecchia ceramica. Questi grandi amici artisti che hanno risposto al richiamo hanno fatto dei pezzi bellissimi. I modelli in scala delle opere sono stati realizzati dalle aziende Stensi, che producono ceramiche artistiche, tra cui Este Ceramiche e Porcellane di Giovanni Battista Fadigati. Abbiamo realizzato gran parte delle opere da disegni che sono arrivati dagli artisti. Abbiamo dovuto fare lo studio e la progettazione del modello. Queste sono delle opere che dovranno poi poter essere costruite in grandi dimensioni. Le opere saranno esposte al pubblico fino al 29 novembre, insieme alle originali proposte degli studenti dell'Università UAV di Venezia, del Politecnico, della Nava di Milano e dell'Istituto Giuseppe De Fabris di Nove, tutti chiamati ad esprimersi sul tema Arredare la città con la ceramica. Completa la rassegna un progetto di decoro dei lampioni del Viale del Castello, realizzato da alcuni artisti ed artigiani atestini e da Antonio Cornacchione. Gli oggetti che noi abbiamo qui sono dei prototipi, cioè hanno bisogno ancora di uno studio maggiore per arrivare a ottimizzare, aggiungere elementi di ingegneria tecnica per arrivare a produrli e metterli sul mercato. Le opere andranno ad abbellire altrettanti angoli di Este in cui verranno collocate, quando enti patrocinanti e aziende sponsor aiuteranno a realizzare queste sculture a dimensioni reali.